E ora i dati dell'epidemia: 669 nuovi contagi, più della metà nella sola Lombardia. Arcuri dice pronti a distribuire mascherine nelle scuole per gli esami di maturità. Roberta Badaloni. Sollievo, ma con molta prudenza, dei numeri dell'epidemia, con un calo che rimane costante. Oggi in Italia le persone in cura per Covid sono 57.752, meno 1.570 rispetto a ieri, 669 i nuovi casi, più di 400 in Lombardia. Queste diagnosi sono state effettuate in questi giorni riflettono quasi sicuramente contagi avvenuti tra la fine di aprile e la prima settimana di maggio, quindi riflettono soltanto parzialmente l'apertura del lockdown. 119 decessi nelle ultime 24 ore, purtroppo sarà l'ultimo indicatore a scendere. Il totale delle vittime 32.735 dall'inizio dell'emergenza. Costante il numero dei guariti giornalieri, 2.120, costante il calo dei ricoverati, con 285 presenze in meno in un giorno dai reparti Covid e terapie intensive. Il virus circola ancora, le misure sono necessarie, come il distanziamento e le mascherine. Questa settimana ne sono state distribuite oltre 43 milioni, il più alto numero dall'inizio dell'emergenza, ha detto il commissario Arcuri. Disponibili anche dai tabaccai, saranno a disposizione nelle scuole già per la maturità. Partita questa settimana anche la produzione italiana al costo di 12 centesimi per un prezzo alla vendita di 50 centesimi. Io penso che vadano difese fino alla morte le libertà del mercato, tranne una: la libertà di arricchirsi calpestando il diritto alla salute. Primo fine settimana dopo la fine del lockdown.